Sono quasi 24 i milioni di euro che in questi giorni la Regione, attraverso Veneto Sviluppo, ha messo a disposizione delle piccole e medie imprese che investano nell'efficientamento degli impianti di produzione esistenti, con il conseguente risparmio di energia. Il fondo andrà a dare degli aiuti sia in conto capitale che in conto interessi, quindi ci sarà una parte di finanziamento a fondo perduto e una parte invece sarà in finanziamento agevolato. La quota parte dedicata al finanziamento in conto capitale, quindi è il denaro che immediatamente viene dato alle imprese, è del 23%, mentre la restante parte viene data con un finanziamento agevolato. Gli interventi agevolabili da questo strumento, che sia finanziario che in conto capitale, riguardano appunto gli aspetti di risparmio energetico all'interno delle piccole imprese, in particolare quelle che si rifanno sul ciclo produttivo. Facciamo qualche esempio? Innanzitutto gli interventi agevolati riguardano i motori elettrici, che sono gli elementi più energivori all'interno dell'impresa. Ci saranno appunto anche degli interventi che possono andare a finanziare delle progettualità sui rifasatori, o ci sono anche degli interventi che possono andare a toccare quelle che sono le fonti rinnovabili. Comunque tutto quello che incentiva un miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia all'interno dell'impresa. E in che modo l'associazione può dare aiuto alle persone che necessitano, meglio, che vogliono approdare a questo fondo? In primo luogo, per la descrizione migliore degli interventi rimane evidentemente a supporto l'associazione per capire quali possono rientrare e quali hanno, diciamo, maggiori chance di essere approvati, e successivamente con Artigian Fidi invece per l'erogazione e tutte quante le pratiche da seguire attraverso Veneto Sviluppo.